All'ospedale di Agrigento una vera e propria fuga dei medici eccellenti. Il caso dell'ortopedia, mentre la politica continua a gestire in malo modo la sanità, malgrado le manifestazioni di protesta. Per l'aeroporto di Agrigento la ricetta degli architetti agrigentini. Licata si mobilita in favore della legalità. Tragedia nel mare di Eracle a Minoa, muore un medico di Palermo. Incidente mortale a Campobello di Licata. Per lo sport, calcio e basket. Benvenuti su TVA Notizie. L'ospedale di Agrigento si svuota di medici eccellenti che probabilmente sarebbero rimasti se avessero ricevuto risposte alle loro richieste. È il caso dell'ortopedia e a nulla servono le manifestazioni di piazza, visto che poi a vincere è sempre la solita politica. Il servizio di Margherita Truppiano. La sanità pubblica italiana è malata e chi governa non è in condizione di approntare le cure del caso. Sabato una manifestazione partecipatissima a Canicattì per la difesa del diritto alla salute attraverso il presidio Barone Lombardo. Oggi l'allarme lanciato sulla stampa nazionale che titola "Nessuno vuole più fare il chirurgo, troppe responsabilità e pochi guadagni, turni estenuanti e assenza totale di qualsiasi supporto da parte delle istituzioni deputate all'amministrazione della materia". E Agrigento continua a confermarsi maglia nera di una gestione che alla carenza di figure professionali mediche e infermieristiche associa la continua fuga dei pochi rimasti ad essere il braccio operativo di quella sanità ammalata. Dopo i problemi del pronto soccorso, l'addio dato dal primario Vaccaro, le ataviche carenze, si è sguarnito anche il reparto di ortopedia, dove 2 medici, una specializzanda e il primario Giovanni Palmisciano, hanno rassegnato le dimissioni. Sulle motivazioni non ci sono dichiarazioni ufficiali, si apprende di un passaggio a strutture private che offrirebbero migliore trattamento economico e rispetto degli orari dei turni di lavoro che la sanità pubblica non riesce più a garantire. E in questo bailam si procede navigando a vista. Per 3 giorni la settimana verrà ad Agrigento il primario dell'ospedale di Sciacca, Giuseppe Tulumello. Dunque ancora un gradino che scende la sanità pubblica a favore di quella privata e in barba a chi alla sanità privata non può fare ricorso per la sempre dilagante povertà che mina un diritto alla salute che è necessario per ogni essere umano. Per l'aeroporto di Agrigento bisogna inserire il progetto nel piano nazionale degli aeroporti redatto dall'ENAC. Questo il parere degli architetti agrigentini. Arturo Cantella. Dagli ordini degli architetti di Agrigento arriva la tabella di marcia per la realizzazione del futuro aeroporto. Per gli architetti la priorità assoluta è l'inserimento nel piano nazionale degli aeroporti. Per il presidente dell'ordine degli architetti, Rino Lamendola, che attraverso un suo comunicato stampa afferma come apprezziamo le iniziative del comitato promotore per la costituzione della SPA Aeroporto Valle dei Templi di Agrigento e gli emendamenti al disegno di legge numero 124 del 2023 depositati in Parlamento dal deputato nazionale Calogero Pisano per il reperimento delle risorse necessarie per realizzare lo scalo, ma siamo ben consapevoli, continua Lamendola, che per non ricadere nelle trappole che nel passato hanno vanificato ogni sforzo delle istituzioni preposte alla realizzazione dell'importante infrastruttura, sia prioritario e inderogabile l'inserimento dello scalo agrigentino nel piano nazionale degli aeroporti redatto dall'ente ENAC e al vaglio del Ministero delle Infrastrutture. Lamendola continua affermando come, al di là delle tante iniziative portate avanti con merito da comitati cittadini, da esponenti politici impegnati sul tema, per gli architetti
la concreta realizzazione dell'aeroporto è importante procedere seguendo un ben preciso ordine, una tabella di marcia, insomma, divisa in 2 fasi. La prima da avviare immediatamente, mentre la seconda rimane subordinata al buon esito della stessa e al reperimento delle risorse necessarie per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. L'Amendola afferma un suo piano di studi. Nella prima fase, quella della programmazione, individuare la scelta definita del sito, la redazione di uno studio di massima completo report aggiornato sulla sostenibilità economica e gestionale, l'inserimento dello scalo nel piano nazionale aeroporti, la seconda fase, quella relativa all'affidamento a professionisti esperti del progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'acquisizione dei pareri di rito, la redazione, la verifica e la validazione del progetto esecutivo e successivo appalto dei lavori, l'esecuzione e il collaudo degli stessi. L'Amendola conclude dicendo, non volendo illudere i cittadini con slogan che poi vengono sistematicamente smentiti, nell'ipotesi in cui i passaggi sopra elencati siano posti in essere con successo e senza imprevisti, sperando di essere smentiti, stimiamo tempi non inferiori ai 5 anni per l'auspicata posa della prima pietra. Mobilitazione a Licata in favore della legalità. Licata si è mobilitata sabato sera in favore della legalità e contro il malaffare, con una fiaccolata che ha visto un'ampia partecipazione di gente partita da Piazza Progresso con un giro nelle maggiori vie cittadine per poi ritornarvi. L'appello dell'iniziativa è stato lanciato da Anna Triglia, accolto da tanti, la Presidente del Consiglio di Licata, per chiedere alle istituzioni un maggiore controllo del territorio licatese, ed è stata sostenuta dai consiglieri comunali licatesi, cui ha dato il suo ampio sostegno la Chiesa, con in testa al corteo Don Damiano, il primo cittadino della città, Balsamo. Onorevole Cambiano, quanto è importante un'iniziativa come questa in un momento difficile per la città dal punto di vista della legalità? È una testimonianza, la partecipazione è importante. Licata è fatta di tanta gente laboriosa ed onesta che ha voglia di normalità, quindi siamo qui per riappropriarci dei nostri spazi e per condividere valori positivi di fratellanza e di convivenza civile. Il Presidente Triglia ha voluto fortemente questa iniziativa, c'è tanta gente, forse poteva essercene di più, però c'è una testimonianza di presenza. Sicuramente, io intanto lo invito a riprendere questo slogan dove dice se ognuno fa qualcosa si può fare molto di più. Sono le parole di Padre Pino Puglisi. Mi pare che ho già detto tutto. Don Pino, la Chiesa è presente stasera, ha collaborato alla realizzazione di questa iniziativa, tanta gente per dire ancora una volta un no chiaro e definitivo all'illegalità. Assolutamente presente. Basta sentirsi uomini e donne per condividere questo momento che appartiene a tutta questa nostra città. Nessuno mette il cappello se non questa città delicata che ha necessità di vivere nella libertà. È stato firmato da diverse parti in prefettura ad Agrigento, assumendo degli impegni e auspicando un cammino. Ricordo, ho richiamato alla memoria, adesso in macchina, ho richiamato alla memoria che in quell'occasione ho voluto sottolineare che quello era un inizio di un cammino, ma poi un cammino non basta iniziarlo, perché il cammino si inizia sempre da fermi, poi bisogna fare il primo passo a cui aggiungere il secondo e così via, no? Ecco, lì si è iniziato un cammino e in quell'occasione, dicevo, ho sottolineato come è importante il ruolo della prevenzione più che della repressione, perché per la repressione ci sono le autorità, la pubblica sicurezza che lavora bene, è attenta, però noi non dobbiamo arrivare alla repressione, noi dobbiamo fare in modo che non ci sia bisogno di azioni repressive, e allora bisogna impegnarsi nella
prevenzione. E quella è responsabilità di tutti e di ciascuno. È responsabilità delle famiglie, degli adulti, è responsabilità delle istituzioni, la scuola prima di tutto, dei gruppi, delle associazioni, dei movimenti, delle variegate realtà religiose e ecclesiali. Prevenire la illegalità e così prevenire la criminalità organizzata, che nella illegalità, ecco, trova il terreno di coltura. A Punta Bianca l'esercito in ritirata, la soddisfazione degli ambientalisti. Arturo Cantella. Si è svolta domenica mattina una manifestazione festosa organizzata da Mare Amico Agrigento, dal suo responsabile Claudio Lombardo, per evidenziare come da 600 giorni nel poligono di Tiro Drasi non si è più sparato. Alla manifestazione hanno preso parte tanti attivisti, giunti un po' da tutte le parti della Sicilia, non solo dal nostro Agrigento. Un evento che ha visto anche la partecipazione di tanti amanti della natura che si sono recati nel poligono al dosso dei cavalli, dall'alto contenuto per ciò che rappresenta. Lombardo, incredulo e scorrendo così le date, si è accorto che erano già trascorsi ben 600 giorni in cui un proiettile non veniva lanciato a Dresi. Da qui l'idea di fare qualcosa affinché questo non sia solo un traguardo raggiunto, ma che possa continuare anche dopo. Il nuovo calendario prevedeva il ritorno dell'esercito per il giorno 16 ottobre, ma non è stato così. Attraverso una giornata di mobilitazione con un sit-in, lunedì scorso l'esercito con il 6° reggimento Lancieri di Aosta non si è presentato. Quindi un ulteriore traguardo raggiunto. Un appello viene lanciato da Mare Amico, da Claudio Lombardo, al presidente della regione Schifani di non concedere più l'autorizzazione a far svolgere le azioni militari a Dresi di Punta Bianca. D'altronde la concessione nel poligono di Tiro sono già scadute il 31 luglio. Un'autorizzazione durata oltre 60 anni dall'esercito italiano, in netto contrasto con la vocazione turistica del luogo. Il murales realizzato lo scorso mese di giugno dall'artista Gaetano Vella nel viale Sicilia a Fontanelle da ieri è illuminato da 2 fari donati dall'assessore comunale di Agrigento Gioacchino Alfano e collocati dal comitato di quartiere Fontanelle Insieme. Nei giorni scorsi una rappresentanza del comitato è stata ricevuta dal prefetto Filippo Romano per affrontare i problemi che affliggono la frazione, dove si avverte in primo luogo la mancanza di una caserma dei carabinieri per scoraggiare anche chi trasforma le strade, anche quella dove sono ubicate le scuole, in un circuito. Un pericolo segnalato ma inutilmente finora. Tragedia nel mare di Eraclea Minoa, inutili i soccorsi per un turista palermitano. Doveva essere una giornata festosa al mare, quella di Lucio D'Auria di anni 58, originario di Altofonte in provincia di Palermo, che aveva deciso di trascorrere al mare Eraclea Minoa, nota località balneare di Cattolica Eraclea, insieme alla compagna, ma non è stato così. Lucio D'Auria verso le ore 12 di domenica ha deciso di farsi un bel bagno nello splendido mare vicino al molo del Lido Garibaldi, quando all'improvviso non è stato più visto, quindi la moglie ha lanciato l'allarme. Immediatamente 2 giovani si sono recati per i primi soccorsi e subito dopo il corpo è stato individuato tra i massi. Riportandolo a riva non c'è stato nulla da fare, nonostante la pronta azione di rianimazione anche con dei massaggi cardiaci. Quindi è scattato prontamente l'allarme. Un'ambulanza del 118 si è recata sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione del Norme. Nel giro di poco è anche arrivato un elicottero del 118, ma purtroppo nulla è stato possibile fare per il 58enne di Altofonte. Niente lasciava ipotizzare la tragedia, il mare era calmo, la giornata pure, forse un capogiro, un improvviso malore che lo ha portato a sbattere la testa sugli scogli, ma la tragedia si è consumata inaspettatamente e immediatamente. Incidente stradale lungo la statale 123 in territorio di Campobello di Licata. Morto il conducente di un trattore che si è scontrato con una Fiat Punto. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Canicattì e i carabinieri e l'elisoccorso per soccorrere l'automobilista. 。
Inaugurato a Cammarata il centro diurno La Casa di Stefi, una struttura per i ragazzi disabili. Ci sono le interviste. Siamo a Cammarata, presso i locali della SD L'Arca Onlus, che da 20 anni si occupa di attività per i ragazzi disabili. Questa sera inauguriamo appunto presso questi locali il centro diurno La Casa di Stefi e un servizio ludico per bambini da 3 agli 11 anni che si chiama Batti 5. La Casa di Stefi. All'interno ci sono diversi laboratori: falegnameria, ceramica, stamperia, cucina e falegnameria. I ragazzi verranno qui tutto il giorno, saranno occupati nei laboratori, quindi con attività socio-occupazionali, e poi pranzeranno e poi il pomeriggio attività ricreative. Quindi diamo un servizio alle famiglie anche per dare un sollievo e per dare la possibilità a questi ragazzi anche di fare delle attività dove loro possono avere anche una crescita diversa, un'autonomia diversa. Il centro ludico Batti 5 si occupa di attività ricreative e laboratoriali a favore di bambini dai 3 agli 11 anni per dare la possibilità alle famiglie di portare qua i loro figli e poter appunto essere anche appoggiati nelle loro anche incombenze sia lavorative che anche di gestione familiare. Quindi i bambini qui possono stare tutti i pomeriggi e saranno inseriti in vari laboratori. I due servizi, sia il centro diurno che il centro ludico, saranno gestiti con l'Arca e la cooperativa sociale Santa Maria di Gesù, una cooperativa nata 6 anni fa, fondata dagli stessi volontari dell'Arca. Quello di questa sera è uno dei momenti più belli non solo nella storia dell'Arca, dell'associazione L'Arca di Cammarata, ma proprio nella storia del volontariato tutto e del volontariato della nostra provincia. Vedere come tanti volontari e professionisti di qualunque tipo e a qualunque livello, sia da un punto di vista medico, psicologico, di assistenti sociali, ma anche da un punto di vista di artigianato, si siano messi insieme per realizzare quella che è questa magnifica realtà, dove al suo interno vengono seguiti i ragazzi con disabilità di varia natura e dove questi possono realizzare al meglio quella che è la loro creatività, con la stamperia, con il laboratorio di ceramica, con la sala dello sport, la sala ricreativa. Sono certa che è uno dei momenti in cui ogni associazione riesce a vedere concretizzare quello che ha fatto dopo tanti anni di sacrifici. L'Arca, che si è costituita anche in cooperativa, in questi ultimi anni è riuscita veramente nel mondo del volontariato a distinguersi intanto per progetti di primissimo piano che è riuscita ad intercettare e a farsi finanziare, ma soprattutto ha realizzato questo luogo che è un luogo dove si concilia la bellezza, la natura, la serenità e nello stesso tempo questi ragazzi trovano quegli spazi necessari per sentirsi integrati e per sentirsi parte di una società che li abbraccia, che li accoglie, che li coccola, che li fa crescere. Allora quello di questa sera vuole essere veramente un augurio, un lancio non solo per l'Arca ma per tutte quelle associazioni e il mondo del volontariato tutto che in questo senso lavora. Noi come Associazione A Cuore Aperto abbiamo fatto la nostra parte, questa sera siamo qui a testimoniare la presenza, l'affetto, il sostegno che è un sostegno morale ma è anche un sostegno economico perché tutto questo si potesse realizzare, perché potesse venire fuori un ascensore che non consentiva di salire un piano dall'altro, in una Cammarata spettacolare che è veramente un presepe e che può veramente in questa circostanza, in questo contesto, dare un segno tangibile di cosa sia l'integrazione e di che cosa sia una disabilità che diventa abilità altra. E adesso veniamo ai 5 anni di attività del Lions Club Agrigentino Valle dei Templi con il servizio di Arturo Cantella. Si è svolta la quinta Charter Night organizzata dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, un momento di solidarietà e di amicizia per festeggiare i 5 anni di nascita del club, attualmente presieduto da Gioacchino Cimino. Una cerimonia che ha avuto anche come programma la donazione di un borsone con un materiale di primo soccorso alla Croce Rossa Italiana, comitato di Agrigento, rappresentata per l'occasione da Angelo Vita. Alla cerimonia erano presenti i massimi vertici del Lions, il presidente della 10ª circoscrizione Giacomo Cortesi, il presidente zona 26 Giuseppe Caramazza, il sindaco della città Sabrina Lattuca, il parroco di Realmonte Don Fabio Martorana, il presidente nazionale del SOSAN Francesco Pila, a cui è stato anche consegnato un Melville John Fellowship.
Nel suo discorso il presidente Cimino ha sottolineato come le attività del service siano state caratterizzate dalla solidarietà, dall'aiuto al prossimo, esprimendo gratitudine per i soci del club, per il loro spirito di servizio, per realizzare un programma verso la comunità e verso i più bisognosi. È un onore per me poter presiedere questa serata, l'importante cerimonia di festeggiamento del compleanno del nostro tanto amato e voluto Club Lions. Un club che 5 anni fa alcuni di noi abbiamo deciso di fondare, puntando su principi che già ci univano, l'amicizia e il rispetto. È stato facile trovare subito una comunità di intenti su questi valori e su tali pilastri e su quelli della solidarietà e dell'etica e dello spirito lionistico. Abbiamo iniziato così questo cammino. Eravamo 20 soci all'inizio di questa straordinaria avventura, oggi siamo in 38, tutti carichi e vogliosi di poter esprimere i predetti valori nelle iniziative e nelle attività che costantemente ci troviamo ad affrontare. Diceva Alberto Moravia: le amicizie non si scelgono per caso, ma secondo le passioni che ci dominano. E noi siamo assolutamente dominati e ci siamo scelti per la gioia di stare insieme. Il desiderio di essere Lions nel rispetto di questi valori lionistici che ci contraddistinguono, nel rispetto di ciascuno di noi come persona, Lion, amico, fraterno. L'amicizia e il rispetto sono dunque, più in generale, valori fondamentali per la costruzione di comunità forte e coese. L'amicizia ci offre un sostegno emotivo e duraturo, basato sulla fiducia reciproca e sull'accettazione incondizionata. Il rispetto ci invita a riconoscere e valorizzare la dignità e i diritti di ogni individuo, creando così una società fondata sull'equità e sull'armonia. Vi voglio ringraziare nel vero senso della parola, perché qua sono con degli amici. Ho rivisto, abbiamo fatto un servizio qualche anno fa con l'amica e le parole che tu hai detto, il discorso che hai fatto, veramente vedo diversi amici. Perché quella sera ci siamo divertiti, è come se io li conoscessi da sempre. E anche questa sera vedo tante persone e tanti amici, perché questi sono i veri sentimenti del club service, in questo caso del Lions. Perché cosa più gradita e più bella, diciamo, speriamo con i dovuti scongiuri di non doverlo mai utilizzare, però è un segno concreto. E queste sono quelle cose che certe volte si parla, si dice, ma la realtà dei fatti è questa. E veramente vi voglio ringraziare a nome mio personale di questa promessa che avevate fatto tempo fa e a nome di tutta l'associazione, col piacere non lo dire. Cari amici Lions, dovete sapere che la Charter è una festa fondamentale, importante per il club. Non si festeggia il presidente, non si festeggia l'anno sociale, ma si festeggia il club. E perché si festeggia il club? Perché occorre ricordare per tutti quanti, a tutti i soci, l'importanza del club, che oltre a essere il cuore pulsante del Lions International è il cuore pulsante della vostra realtà e diventa anche il cuore pulsante della comunità dove operate. Io questa sera, caro Gioacchino, si respira un po' di magia. Questa sera, non so voi, io mi sono un po' emozionato, ho ascoltato queste parole: amicizia, fraternità, cammino per la ricerca della bellezza, quello che vi ha dedicato il sindaco. Vedete, ognuno di voi quando è venuto a parlare ha trasmesso un messaggio e di solito chi parla a braccio, come un po' faccio io, quindi vado per esperienza mia personale, imposta il proprio discorso in base al contesto. E tutti voi avete regalato delle parole bellissime questa sera. Le regalate Don Fabio, la regalate l'amica Sabrina, l'amico Francesco e il nostro presidente anche. Il presidente ha parlato di amicizia, di fiducia, di rispetto, di dignità. Li leggo perché non voglio dimenticare nessuna parola, perché sono parole importantissime. Ha parlato di valori, ha parlato di legami. Che cosa avete costruito? Voi avete costruito questo in questi 5 anni, caro Gioacchino.
l'hai costruito tu, con tutto il club, abbiamo costruito in questi 5 anni i past presidenti. Vandali al centro Padre Nostro di Palermo, danneggiata una foto di Papa Francesco a ricordo della sua visita. Nel trentennale dell'uccisione di padre Pino Puglisi non si fermano gli assalti a tutto ciò che ricorda la vita e l'opera del sacerdote ucciso alla mafia nel quartiere Brancaccio e le successive testimonianze di sostegno alla sua battaglia per l'affermazione della legalità. Danneggiata una delle fotografie che raccontano la visita di Papa Francesco presso la casa museo del Beato Giuseppe Puglisi, il 15 settembre del 2018. Giorno del 25° anniversario del martirio del parroco di Brancaccio. Appresa la notizia, il sindaco Roberto Lagalla ha annunciato che sarà presto installata la videosorveglianza davanti alla casa museo di Padre Puglisi. Colpire la piazzetta dedicata al Beato, ha detto Lagalla, non significa offendere solo Brancaccio e l'azione di alto valore sociale e culturale del centro, ma tutta la città che si muove su valori di legalità e rispetto dei beni comuni. Tengo a precisare che proprio in questi giorni ho sollecitato e dato impulso all'attività di sorveglianza dell'area della piazza e proprio in questa settimana l'amministrazione conta di installare le prime telecamere per garantire sempre più sicurezza nel quartiere. Ennesimo danneggiamento a piazzetta Beato Padre Pino Puglisi. Ignoti hanno vandalizzato una fotografia che ritrae la venuta del Papa nel 2018, nel 25° anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi. Abbiamo provveduto naturalmente, come sempre, a sostituirla, a sistemarla, ma facciamo sempre appello alle istituzioni, soprattutto al Consiglio Comunale, che il 15 settembre di quest'anno si è riunito proprio in quel luogo sacro di martirio e dove avevano promesso che dovevano implementare con altre 2 telecamere di videosorveglianza. Considerato che ancora la coscienza delle persone non è così sensibile, li dobbiamo aiutare mettendo altri presidi di controllo. Questo in qualche modo ci demoralizza, però nello stesso tempo, visto che potrebbe essere una soluzione, io penso che è necessario che questo avvenga nel più breve tempo possibile. Si vota anche oggi nei 3 comuni siciliani sciolti per mafia e gestiti dai commissari. Si tratta di San Giuseppe Jato e Bolognetta in provincia di Palermo e Calatabbiano in provincia di Catania. A Bolognetta l'unico candidato a sindaco è una donna, Elizabeth Smith. Si vota fino alle 15. Siamo allo sport, la sconfitta dell'Akragas e il commento dei campionati di eccellenza e promozione. Carmelo Lentini. Prima sconfitta esterna stagionale per l'Akragas, che contro una diretta rivale per non retrocedere cede sul campo partenopeo dello stadio Domenico Iorio di misura ma con tanti rimpianti. La gara inizia veloce, dopo appena una mezz'ora i locali vanno in vantaggio con l'esperto quarantenne Reginaldo, che trasforma dagli 11 metri un penalty decretato dall'arbitro. Un Akragas ancora una volta rimodulato con alcuni innesti a sorpresa, che subisce il bis ad inizio ripresa con Carnevale. La compagine dei Templi corre ripari inserendo fresche e con Grillo accorcia le distanze con un gran tiro dalla distanza. E nel momento in cui la compagine dei Templi con tanta rabbia e determinazione si rendeva manovriera e pericolosa in avanti, ecco arrivare il rosso diretto per Rechichi. In inferiorità numerica Cipolla e compagni subiscono il contraccolpo psicologico e al 91esimo subiscono il tris con Dore. Un risultato che risultava un po' troppo severo per la compagine biancazzurra, che con generosità si ripropone in avanti e trova anche il secondo gol con Trombino al 95esimo sugli sviluppi di un calcio di rigore. Finisce 3-2 con tanto rammarico. Adesso domenica prossima all'Esseneto arriva il derby contro il Canicati per un'altra battaglia campale tutta da vivere. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati delle altre squadre partecipanti alla Serie D del girone I.
La Ciriala ha battuto la Gioiese per 1-0, il Canicattì ha perso in casa con la Pimonese per 3-1, il Licea Virtus ha vinto con il Ragusa 2-0, la Mezia ha ceduto alla Mezzia Terme per un risultato di 2-0, l'Ocri Castrovillari è finita 2-2, Reggio Calabria Sant'Agata ha vinto il Sant'Agata 2-1 sul campo di Reggio Calabria, il Trapani ha vinto fuori casa a San Cataldo con il risultato di 1-0, mentre il Portici ha superato il San Luca fuori casa per il 2-1. Ha riposato il Siracusa. È una partita strana, è una partita che è difficile anche da analizzare, perché secondo me il calcio di rigore in favore del Real Casalnuovo ha smontato un po' gli equilibri di quella che è stata una partita, secondo me, fatta fino a quel momento con grande diligenza tattica da parte dei miei giocatori, costruita bene durante la settimana, perché avevamo costruito una partita per cercare le ripartenze, perché sapevamo che loro avrebbero giocato un po' più alti per cercare sta vittoria a tutti i costi, e abbiamo avuto sullo 0-0 alcune ripartenze che però non siamo stati bravi a concretizzare, per cui ci è mancato come al solito un po' di cinismo sotto porta, ci è mancato come al solito il momento di dover far gol, il momento per dover chiudere la partita. Mister, ancora una volta una direzione arbitrale alquanto discutibile. No, basta parlare degli arbitri, perché io non so più che fare, non saprei più che dire, per cui va bene, nel senso che è andata anche oggi così, anche oggi abbiamo subito un calcio di rigore, giusto o meno, forse ce n'erano 2 per noi, non lo so, ma vedi, poi finisce di parlare degli arbitri, per cui non va bene neanche più questa cosa, va bene, abbiamo portato a casa purtroppo 0 punti, ripeto, ma è stata una partita strana, perché secondo me era stata una partita molto intelligente fino allo 0-0, poi non siamo stati bravi noi nelle ripartenze e loro hanno trovato il calcio di rigore. Secondo me la partita si chiude tutta lì. Finalmente una settimana per preparare la prossima partita col Canicattì. La cercavamo da tanto, una settimana intera per cercare di lavorare, perché non lavoriamo con una settimana tipo da tanto tempo, perché abbiamo giocato domenica, mercoledì, e adesso speriamo di poter riprendere alcune cose, perché l'allenamento è fatto di ripetizione di alcune cose, e prepararci bene alla prossima. Nel campionato di eccellenza Girone A, la Nissa continua a vincere senza problemi ed oggi ha superato con il risultato di 4-0 il forte Don Carlo Miselmeri. Grazie a questa nuova prodezza, la squadra di Nicolò Terranova continua imperterrita la fuga in vetta alla classifica. Soffre ma vince di misura la Pro Favara contro una delle ultime in classifica in generale. Alla compagine favarese è bastato un calcio di rigore trasformato da Cannavò per superare il Fulgatore. Termina con un salomonico pareggio la sfida dello Sciacca sul campo del Marino di Castelvetrano, dove ha ottenuto un 2-2 finale contro la locale Folgore. Scendendo di categoria, nel torneo di promozione di Girone A, l'Empedoclina rimaneggiata nei ranghi cede con la Parmfal per 2-0, mentre il Casteltermini ha superato con un perentorio 4-1 il Gemini. Netta affermazione del Camarat che supera la Icarense per 6-0. Domenica prossima al Collura arriva il Camarat, il Gemini ospiterà la Giardinellese, mentre il Casteltermini si reca a Partinico. In classifica generale il Casteltermini raggiunge a quota 11 punti gli stessi cugini del Gemini, mentre il Camarat è un punto sotto a 10, mentre l'Empedoclita si trova a 9 punti. Pausa per la pubblicità, linea alla regia, torneremo ancora con lo sport. E adesso un servizio di Giuseppe Moscato sul Pro Favara. Terza vittoria consecutiva per la Pro Favara di mister Catalano, che consolida la sua posizione in classifica al secondo posto dietro la Nissa e che fa ben sperare per il proseguo di questo campionato ed il ritorno tra le mura amiche del Bruccoleri, dove terminati i lavori di restauro domenica prossima si potrebbe ritornare a giocare.
I 3 punti arrivano in terra trapanese contro il Fulgatore, una squadra più ostica del previsto. Una partita che poteva sembrare facile vista l'ultima posizione dei padroni di casa, si è dimostrata invece più difficile del previsto. La Pro Favara ha stentato un po' per entrare in partita e tutto il primo tempo è andato avanti con fasi altalenanti. Il vantaggio è arrivato nella ripresa al 55esimo grazie a un rigore trasformato da Cannavò. Una prestazione che non soddisfa tanto, ma che comunque fa ben sperare, come dicevamo, soprattutto per aver conquistato 3 punti fuori casa. Ma sentiamo. Abbiamo incontrato una squadra che viene da tanti risultati negativi, ha cercato in tutti i modi di metterci in difficoltà, anche se devo dire che abbiamo rischiato quasi poco. Siamo riusciti a fare un primo tempo un po' sottotono, anche se abbiamo avuto le nostre 3-4 situazioni importanti dove potevamo passare il vantaggio e non siamo riusciti a sbloccarla. Poi siamo riusciti a sbloccarla alla seconda parte della gara, dove abbiamo sviluppato, dopo che siamo riusciti a sbloccare la partita sicuramente le cose sono state molto diverse, ed è anche vero che come al solito negli ultimi minuti soffriamo un po' troppo e questa è una cosa che noi dobbiamo un pochino crescere come squadra e cambiare un po' qualche atteggiamento che abbiamo. Vero, siamo partiti un po' più lenti, cercavamo un pochino di sviluppare il gioco, però non trovavamo spazi e questo un pochino ci ha messo un po' in difficoltà. Poi quando riusciamo a ripartire, avere qualche ripartenza importante, specialmente con Luca Filarotta, abbiamo avuto subito un'occasione gol che non abbiamo sfruttato, ne abbiamo avuto altre 2 e non le abbiamo sfruttate al meglio, anche se devo dire che abbiamo anche avuto situazioni su palle inattive e quindi questo così dicendo è andato via anche il primo tempo. La seconda parte della gara i ragazzi veramente sono entrati in campo con un piglio diverso, avevano tanta voglia di sbloccare questa partita e ci siamo riusciti su un calcio di rigore e poi da lì abbiamo credo gestito abbastanza bene, anche se negli ultimi minuti con quelle palle messe tutte dentro l'area magari si poteva rischiare qualcosa, però i ragazzi devo dire sono stati abbastanza bravi a portare a casa questo risultato positivo. Un passo indietro rispetto a quello che si è visto nelle altre partite e prendiamo solo la vittoria che ci porta dentro i 3 punti, per il resto poi ci penserà il mister a rivedersi e fare rivedere la partita ai suoi calciatori per capire un attimo perché questo passo indietro. Basket, un'altra amara sconfitta per la Fortitudo al Palamoncada. Arturo Cantella. Per la Fortitudo Agrigento arriva un'altra sconfitta al Palamoncada, questa volta contro il Treviglio con un punteggio di 69-76, una partita ad altissima intensità fisica, combattuta punto a punto per 3 tempi e per oltre 30 minuti la Fortitudo Agrigento tiene banca un roster molto quotato, tra le prime della classifica, allenata dal coach Finelli, che sfada il tabù Agrigento dopo aver perso le ultime 4 partite al Palamoncada. È stata una buona Fortitudo, ha lasciato il rammarico tra il pubblico, però gli spalti si sono cominciati a svuotare prima della fine del match e qualche fischio ha accompagnato i giocatori di casa, applauditi comunque dai fedeli sostenitori che hanno invitato per tutta la partita una squadra in difficoltà che ha cercato di rialzare la testa. Arriva così la 4ª sconfitta in 5 partite. Molto amareggiato il coach Pilot, non poteva sperare in un inizio peggiore di questa avventura. L'appuntamento sarà domenica prossima al Palamoncada per ritrovare quella vittoria sperata che darebbe alla squadra la fiducia necessaria per risollevare la china, nella speranza di recuperare l'americano Coyle, ancora fuori per infortunio. Sentiamo ora lo stesso coach Pilot. Guarda, sarò abbastanza breve oggi perché devo rivedermi bene questa partita, ho abbastanza chiare le situazioni in mente, ma adesso a mente calda c'è tanta delusione e quindi ho bisogno di rivederla perché ci sono 2 sentimenti completamente differenti, perché secondo me abbiamo giocato un'ottima partita per 34 minuti, poi è emerso un grande talento che alla spaccata, noi lì abbiamo perso energia e fiducia e non siamo più riusciti a rimettere questa partita sui binari. Però ti ripeto, oltre alla tanta delusione
e sicuramente qualche responsabilità su quei canestri lì me la devo rivedere bene per valutare esattamente quello che è successo. Da dove si riparte? Si riparte da 34 minuti di buona pallacanestro, con la consapevolezza che però non sono abbastanza, perché se fossero stati abbastanza probabilmente avremmo messo la partita in ghiaccio. Dobbiamo tener conto di qualsiasi variabile che ci può essere, anche la variabile di un giocatore che si accende in questa maniera, un giocatore che tra l'altro abbiamo difeso abbastanza bene, limitato fino a quel momento. Bisogna tener conto anche di questo, quindi si riparte da 34 buoni minuti con la consapevolezza che non è abbastanza e bisogna fare ancora di più. Viste domenica prossima, c'è la possibilità di recuperare Coil oppure no? Ci proveremo, onestamente è difficile sbilanciarci, faremo tutto il possibile come già stiamo provando a fare per metterlo in campo nella miglior condizione possibile, perché penso che possa rendere solo al meglio della sua condizione, non in una condizione al 50%, quindi lavoreremo la settimana per cercare di averlo a disposizione. Vedendo i 34 minuti di cui parlavi, la reazione che volevi, era la pallacanestro che volevi da questa squadra oggi? Sì, ci sono sicuramente delle cose che avremmo potuto far meglio, però io devo tener conto anche di tutto quello che è successo post casale, quindi quello che ci siamo detti nello spogliatoio, come abbiamo affrontato la settimana. Era stata una buona settimana d'allenamento, secondo me si è visto in campo, abbiamo messo in difficoltà una squadra che poi in un istante si è accesa. Adesso ti ripeto, è stordente perdere una partita in questa maniera, perché veramente c'era la sensazione di averla in controllo, eravamo, se non sbaglio, 57-50, con un time out forzato alla panchina di Treviglio, quindi in questo momento c'è tanto dispiacere e consapevolezza comunque che quello che stiamo facendo non basta, e quindi dobbiamo trovare il possibile e anche l'impossibile per girare questa situazione, con la consapevolezza che la prossima settimana con la lui in casa non ci sono grandi discussioni, c'è un risultato solo, perché questa è la realtà dei fatti. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.